Benvenuti da Desenzano, negozio Brink, dove abbiamo recuperato le bici, le Overland XT, e adesso stiamo seguendo la pista ciclabile che ci condurrà a Salò prima, per poi arrivare domani a riva del Garda al Bike Festival. Faremo un giro un po' zigzagante come il nostro solito. Viaggiare in bici elettrica è divertente? Si può affrontare un itinerario avventuroso oppure si deve rinunciare all'esplorazione? Ti semplifica la vita o te la complica? Erano tutte domande che ci ponevamo e che quest'anno troveranno una risposta. Già in occasione dell'ultimo weekend di aprile abbiamo pedalato su due e-bike da trekking, le Brink Overland XT, vivendo l'esperienza di un mini viaggio da Desenzano a riva del Garda e cercando qualche risposta ai nostri quesiti. Caricate le borse sul portapacchi presente di serie e agganciato il carrellino al quick release della ruota posteriore, siamo pronti a partire. Ed eccoci arrivati nel nostro punto bivacco. È un punto nei pressi del rifugio Pirlo, non proprio il rifugio, con tutta la vista sul Garda qua alle mie spalle e un tramonto che ci sta salutando alla grande questa prima giornata di pedalata con le Brink Overland verso il Bike Festival di Riva. Le Brink Overland hanno retto il primo impatto con questo percorso mangia e bevi, e viaggiando in modalità di servoassistenza off ed eco siamo riusciti a contenere il consumo di batteria e risparmiare la carica. Comoda, senza carrellino la vita. Purtroppo qui al passo vicino al rifugio Pirlo allo Spino c'è l'indicazione di una frana che chiude la strada che scende sul lato opposto e che ci avrebbe condotto a Gragnano. Non siamo sicuri del fatto che la frana sia prima o dopo la chiusura, prima o dopo il bivio che dovremo prendere noi, e quindi preferiamo non rischiare, tornare indietro, scendere verso Toscolano e da lì prendere la Gardesana. È un peccato, però già essere arrivati qua è già una gran bella soddisfazione e ne è valsa la pena. Siamo tornati sulla sponda occidentale del lago di Garda e adesso la seguiremo fino a riva, in mezzo ai paesini. La prima esperienza di viaggio in e-bike, seppur breve, è stata intensa e per certi versi illuminante. Abbiamo avuto alcune conferme e altre sorprese, ma una grande certezza. La bici, di qualsiasi tipo essa sia, ti avvicina al territorio e alla gente come nessun altro mezzo. E viaggiare in bicicletta è uno spettacolo, ovunque e comunque. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati a riva del Garda dopo 2 giorni intensi alla scoperta della Gardesana occidentale. Adesso andiamo a fare 2 passi negli stand del Bike Festival.